Come un libro si presenta dalla copertina, la stagione del Teatro Comunale Marlena Bonezzi di Monfalcone comincia dal titolo Relazioni, un invito a riflettere sull'importanza delle interazioni nella costruzione di un'esperienza culturale condivisa, interazioni come veicolo sociale, interazioni fra pubblico e artisti. Relazioni è un titolo che abbiamo pensato con i curatori, lo abbiamo pensato con gli uffici e ha uno specifico senso, e cioè a dire le relazioni si hanno prima e dopo l'accesso al teatro. Prima perché con amici, con parenti, con la stessa famiglia, quando si decide di andare a vedere uno spettacolo già si comincia a parlarne qualche giorno prima sull'attore e sul tipo di spettacolo che si andrà a vedere, e quindi comunque si ha la possibilità di poter relazionarsi nella cultura. E poi immediatamente prima, volendo guardare, perché noi facciamo anche il format dentro la scena, voglio ricordare che alle 8, circa un'oretta prima che parta lo spettacolo, c'è un momento di approfondimento nel foyer del teatro dove si racconta quello che sarà lo spettacolo, si ha la possibilità anche di interagire con il relatore ponendo delle domande, e anche qui c'è la relazione. La stagione teatrale di Monfalcone 2024-2025 propone 27 appuntamenti nel segno della musica e 13 spettacoli teatrali cui si aggiungono iniziative culturali e di approfondimento per avvicinare il pubblico e soprattutto i giovani studenti al mondo dello spettacolo dal vivo. I cartelloni sono impreziositi dalle consolidate rassegne controcanto per la musica e futuramente per la prosa. E quindi spazio agli artisti, con la fisarmonica di Richard Galliano, la voce di Mario Biondi, il quintetto vocale milanese Alti e Bassi accompagnato dalla Friuli Venezia Giulia Orchestra, ma anche la prosa con Massimo Lopez e Tullio Solenghi in Dove eravamo rimasti, Umberto Orsini e Franco Branciaroli né I ragazzi irresistibili di Neil Simon. Spazio a Re Lear di William Shakespeare, spettacolo firmato da Ferdinando Bruni e Francesco Frongia. Neri Marco Re con la buona novella Giulietta e Romeo di Fabrizio Monteverde, solo per citarne alcuni. Scelte, afferma il direttore artistico Simone De Usanio, che esplorano il concetto che si rifà al titolo Le relazioni. La scelta di relazionare da parte mia, quindi a livello di direttore artistico, tutte queste arti mi ha entusiasmato perché ho il desiderio di portare molte emozioni in teatro e quindi di coinvolgere tutto quello che riguarda la passione, tutto quello che riguarda il bello, perché è bello andare a teatro e bisogna comunque esprimere sempre il bello delle proprie arti. Tante le attività che coinvolgono le scuole, come il dietro le quinte e il dentro la scena. Infine i prezzi, importi invariati per rendere il teatro accessibile a tutti, ponendolo come un elemento di quotidianità e attrattività. Con i direttori artistici abbiamo voluto curare particolarmente questi 40 spettacoli, sono 27 di musica e 13 di prosa, che hanno veramente un significato molto particolare e che portano di nuovo i grandi nomi.